Grazie, buonasera e ben ritrovati. Bene Carla. Quando io ho ospiti così un'orchestra dal vivo faccio subito iniziare loro per questa specie di controsigla per andare subito in tema e per essere subito in allegria. Tutto in diretta per iniziare questa nuova puntata di Target, il talk show su Televideo Agrigento che seguite in tutta la Sicilia sul digitale terrestre, l'LCN 92, parte anche della Calabria meridionale e poi in tutto il mondo grazie allo streaming del nostro sito www.televideoagrigento.tv. Non siamo in tema di mandorlo in fiore, ma l'allegria del folklore siciliano è sempre di moda e c'è in ogni tempo. Loro erano una piccolissima parte dei piccoli del Val d'Acragas che hanno proprio festeggiato i 20 anni di attività. Ne parleremo con i nostri ospiti che sono Dino Romano, lui è il presidente dei piccoli del Val d'Acragas, accanto a lui Martina Lonobile che è la coreografa di questi piccoli grandi portatori e ambasciatori del folklore siciliano. E continuiamo con i nostri ospiti, dato che questa volta abbiamo iniziato da sinistra, continuiamo con Antonella Monreale, lei è un'attrice, una regista, ma in questo caso è la presidente del CIF, il Centro Italiano Femminile di Favara. Eccola che arriva nella inquadratura del nostro cameraman. E poi continuiamo con Calogero Ninotta, lui è un medico e proprio in questi giorni si è occupato di un importante convegno sulla medicina e il territorio. E ancora ritorna qui a TVA, i colori insomma sono anche un po' familiari, la sua fortuna è che io, anche se sono di Favara, non sono proprio uno sfegatato sostenitore del calcio, quindi potremmo parlare liberamente dell'Acragas. Basilio Borgo, scrittore e grafico. Buonasera. E poi Antonella Gallo Carrabba di Telefono Aiuto. Buonasera. Allora, dicevamo Dino, 20 anni, ma 20 anni non li hanno forse tutte e quattro messe insieme, un grande vivaio che si rinnova e che alimenta le grandi figlie del Val d'Acragas. Sì, una bellissima realtà che ha avuto inizio nel 97 grazie a una brillante iniziativa di Lello Casesa, quando ancora non esistevano ad Agrigento nessuna realtà folcloristica di bambini, e allora si era concepito questo concetto di vivaio con lo scopo poi di alimentare in seguito il gruppo storico del Val d'Acragas. Da lì ricordo con affetto il signor Casesa quando vide arrivare questi bambini all'interno della nostra sala prove, che è rimasto un pochino basito perché dell'enormità e della genuinità di questi bambini nel muoversi, nel correre, e ero un pochino scoraggiato inizialmente, però lui al contrario ci ha sempre sostenuto, a me e a Lello, fino a quando oggi è diventata una vera e propria scuola. Addirittura riceviamo inviti all'estero per partecipare a festival con i bambini e numerosi sono i contatti anche in Sicilia per proporre degli spettacoli tradizionali con i protagonisti i bambini. Quindi... Martina Lonobile è la coreografa, ma è più difficile coordinare e coreografare loro oppure quelli grandi? Allora, io sono una ballerina del gruppo dei Val d'Acragas, quindi dei grandi. Avendo Dino Romano come coreografo, diciamo, prendo spunto da lui per poi trasmettere ai bambini quello che è l'amore per il folklore. Facciamo 2 prove settimanali con regolarità di 2 ore ciascuna, e comunque diciamo una gioia per noi trasmettere questo appunto amore che viene trasmesso non solo attraverso le danze ma anche con i canti e comunque degli insegnamenti che poi li porteranno avanti per tutta la vita. Loro apprendono subito? I bambini vanno dall'età di 6-5 anni fino ad arrivare ai 14 anni, si capisce, con i bambini è un po' più difficile, però si va avanti. Sicuramente è un
un argomento molto interessante che approfondiamo anche perché i piccoli li abbiamo visti, sono abbastanza bravi, non hanno niente da invidiare ai grandi. Certo, magari c'è qualche piccolo movimento da curare, perfezionare, però l'impegno non manca, Zino. Sì, come no, anzi devo dire che i ragazzi sono premurosi, attenti e sicuramente più disciplinati forse dei grandi, puntuali e soprattutto ascoltano le nostre indicazioni, che questo è un aspetto molto importante, quindi anche a testimonianza che il gruppo non è soltanto l'aspetto folcloristico ma anche un aspetto educativo che noi comunque ci teniamo a salvaguardare e anche a cercare di educare questi bambini non solo al folklore ma anche alla vita, alla quotidianità. Certo, perché, come la scuola di danza, la scuola di ballo, la scuola di folklore non è solo finalizzata a quelli che sono gli elementi coreografici o canori, ma anche a uno stile di vita sano ed educato. Sì, il fatto stesso di confrontarsi poi anche fuori all'estero, no? nel farsi la borsetta, nel sistemare il vestitino prima dello spettacolo, secondo me anche questo è un gesto che poi si porteranno anche quando saranno grandi, un gesto di maturità, ecco, che noi vediamo qualcosa che viene fatto in piccolo ma che nella realtà si comportano come se fossero grandi. Ecco, Gerlando, mi fai una bella panoramica, anzi dei primi piani proprio in questi 4 bellissimi rappresentanti del Val d'Agracas, ce li vuoi presentare, Martina? Chi sono questi? Ecco che arriva adesso il primo piano. No, non c'è bisogno così, soltanto nome e cognome, le dici tu stesso, loro sono bravi, ecco. E il primo lo vediamo, quello che era inquadrato, ritorniamo sul primo per favore, Gerlando, eccolo qua. Lui è Mattia. Allora, no, ecco, Matteo. in televisione, ecco qua, sì. Lui è Matteo. Andiamo avanti. Carla. Ecco Carla. Andiamo avanti ancora. Chiara. E Mattia. E poi naturalmente presenteremo anche i ragazzi che hanno i talentuosi orchestrali. Sì, fanno parte della vostra orchestra. Loro sono né piccoli né grandi, mi sembra, no? Sì, una via di mezzo. Abbiamo qualche elemento che è piccolo, quindi iniziamo comunque con i primi movimenti, quindi d'altronde noi più piccoli sono meglio e per noi in un certo senso, che vengono guidati dai più grandi che servono non solo come guida musicale ma anche come spiegare il panorama artistico, come si sta sul palco, insomma come si ci comporta davanti. Tutto quello che fa parte di uno spettacolo folclorico. Voglio ricordarvi che da quest'anno abbiamo anche una email dedicata proprio per le vostre segnalazioni, per i vostri suggerimenti, target.tva@gmail.com, ripeto target.tva@gmail.com, dove potete scriverci le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti. C'è anche una pagina Facebook proprio Target, il talk show di TVA, dove ci sono le nostre foto, sia quelle insomma ufficiali della puntata e anche qualche altra foto così che nel backstage il nostro Gerlando ruba ogni tanto. Bene, parleremo ancora con gli amici del Val d'Agracas e continuiamo la nostra panoramica. Antonella, il folklore ti interessa? Ti ha interessato? Hai fatto qualcosa direttamente, indirettamente? No? Non mai, però sono sempre stata, diciamo, attratta specialmente da quando ci sono i piccoli, sinceramente sono molto gioiosi e quindi trasmettono quel messaggio anche di pace, di serenità che i bimbi da soli, già con i loro visini dolci che abbiamo visto poco fa, già sanno trasmettere. Ti potrebbero aiutare magari per uno spot o comunque per una campagna pubblicitaria con telefono aiuto, perché no? Chissà, perché no? Una buona idea, una buonissima idea. Questo gemellaggio tra la violenza sulle donne e i bambini che danno invece la speranza di uscire qualcosa di buono. Forse non tutti sanno che cos'è un centro antiviolenza, Antonella. Sì, questo già mi fa piacere, diciamo, che mi fai questa domanda, perché è importante sapere, soprattutto per chi vive questo grave problema all'interno della famiglia, un problema che molto spesso vive per tanti anni in silenzio e che non sa magari a chi rivolgersi al centro antiviolenza. Il centro antiviolenza è il luogo dove la donna può trovare sicuramente
il momento in cui qualcuno la può ascoltare senza giudicare, senza essere giudicata, perché molto spesso il silenzio è portato avanti in questi anni proprio perché si ha paura che chi mi ascolta mi può giudicare, quindi può pensare: ma allora sei stata una stupida a stare lì a farti maltrattare, a farti denigrare da tuo marito, dal tuo compagno così tanti anni. Invece nella realtà è necessario che invece ci sia qualcuno che sappia ascoltare. E chi sono questi che sanno ascoltare? All'interno del telefono aiuto, che ormai esiste da 14 anni. Sicuramente degli eccellenti professionisti. Sono delle professioniste, perché è un ambito tutto femminile, che ormai da 14 anni facciamo numerosi corsi di formazione, di aggiornamento, proprio sul modo soprattutto di ascoltare, perché non è facile ascoltare attraverso il telefono o quando si fanno i colloqui una donna che magari sta piangendo, sta raccontando qualcosa di molto intimo, che sicuramente non ha mai raccontato neanche alla madre, alla sorella, proprio per quella vergogna che dicevo prima. Quindi ci sono le operatrici di accoglienza. Al telefono aiuto ci sono 2 operatrici di accoglienza che hanno fatto un corso proprio per sapere ascoltare anche attraverso il telefono, perché sappiamo benissimo che noi 2 adesso stiamo parlando, ci guardiamo e quindi attraverso la mimica facciale, attraverso i gesti, possiamo anche comunicare oltre le parole. Attraverso il telefono questo non è facile, perché non ci vede, quindi noi dobbiamo anche sapere interpretare i silenzi attraverso il telefono. E forse questo... magari per chi sta dall'altra parte il primo approccio del telefono, che può essere anche in forma anonima, dà un po' più di libertà o comunque un po' più di disponibilità a parlare. Questo succedeva prima, quando noi appunto abbiamo iniziato nel 2003 e TV è sempre stata accanto al telefono aiuto in questi anni. Sosteniamo le belle cose noi. Proprio attraverso il telefono c'erano tante Marie che chiamavano, proprio perché volevano rimanere anonime, magari chiamavano dalla porta accanto ma dicevano che chiamavano dalla provincia, non davano, diciamo, delle informazioni proprio per la paura di essere riconosciute. Adesso che invece se ne parla con più facilità di questa problematica, la donna ci dice: io mi chiamo Antonella, per esempio, io voglio venire al centro e parlare con la psicologa, parlare con me, perché abbiamo anche altre figure professionali che sono la psicologa, 2 assistenti sociali, oltre alle operatrici di accoglienza, lo staff legale che ci segue in tutti i nostri percorsi, l'educatrice, quindi ci sono una serie di professionalità che prendiamo insieme questa donna. Io mi porto dietro sempre un'immagine che voglio trasmettere agli altri della donna vittima di violenza, è simile, dobbiamo pensare a un bicchiere di cristallo, il più fine che abbiamo, quindi quello fragilissimo che appena si tocca si rompe, quindi lo dobbiamo maneggiare tra virgolette con cura, trattare proprio come se fosse qualcosa di fragilissimo. Quindi ognuno di noi deve dare quel contributo che è proprio, che parte dallo sguardo, parte nel momento in cui inizia a parlare, dandole i tempi necessari, non facendo mai fretta, né dandole a lei la possibilità di tornare indietro, rispettando i suoi tempi, vuole andare via, vuole ritornare, ci sono tutta una serie di prerogative che aiutano poi la donna a mantenere questi rapporti. Noi abbiamo delle donne... Più che mai è indispensabile iniziare subito questo rapporto, perché purtroppo, lo dicono anche le statistiche, c'è un aumento di quello che poi la violenza che sfocia direttamente in un femminicidio. Ma noi abbiamo appunto dei dati che partono dal 2003, siamo al 2017, sono dei dati che sono cresciuti in maniera esponenziale, grazie anche al fatto che il legislatore ha dato la possibilità anche alla donna di essere tutelata in maniera migliore attraverso le leggi, però questo molto spesso non basta, perché la donna ha bisogno oltre della legge, perché purtroppo molto spesso le pene che poi vengono date agli autori di violenza non sempre rispondono a quel reato gravissimo che ha compiuto, e soprattutto non è mai bastevole di quella grave ferita che ha dato alla donna, quella che magari mai si rimarginerà, ma che noi, il centro antiviolenza, ma anche altri servizi del territorio, aiuteranno questa donna a sopportare meglio, soprattutto quando poi dobbiamo anche pensare che all'interno di questa famiglia ci sono dei bambini. I bambini, ad esempio, sono vittime di una violenza molto spesso che non se ne parla quasi mai, che è la violenza assistita,
Cioè non sempre i bambini per essere vittime di violenza devono subire la violenza attraverso lo schiaffo, la pedata o l'abuso sessuale come tutti possiamo pensare. Molto spesso è anche vedere che il papà picchia la mamma molto spesso in maniera consapevole e lo fa apposta proprio davanti al bambino per dimostrare che lui è forte, lui è la figura dominante e quindi lui deve stare, il bambino, dalla parte del padre e la madre è qualcosa che deve stare di lato, il punto debole. Questa è violenza assistita perché i bambini, assistendo a questo tipo di situazione, quale tipo di famiglia, di esempio si porteranno dietro? Io poi lo potrò fare con gli altri, con la mia compagna. Io lo dico sempre, quando andiamo a scuola, che facciamo i nostri interventi anche all'interno delle scuole con i bambini, io dico sempre, quando imparerete a rispettare il vostro compagno di banco, che può essere la vostra compagna di banco, quindi fate il piccolo esperimento del rispetto della donna che sarà compagna della vostra vita. Parleremo ancora del telefono aiuto e del centro antiviolenza, perché so che adesso siete accreditati anche dalla Regione, quindi sì, è un passo importante. E a proposito di donne, di prevenzione, quale miglior punto è quello di essere informati, di sapere e quindi anche di prevenire. È stato anche questo lo scopo del convegno, dell'incontro di Medicina e Territorio che avete fatto qualche giorno fa, dottore Neolto. Intanto ringrazio di essere presente qua e per merito vostro e per i servizi che ci avete dedicato giorno 7. Mi collego direttamente a quanto diceva la signora e le sono anche grato. Il convegno di quest'anno da noi, io l'ho intitolato Ottobre Rosa. È un avvenimento un po' che riguarda tutta l'Italia, non riguarda soltanto Ravanusa, noi siamo a Ravanusa. Segue a una serie di seminari che ogni anno io mi dedico a formare, a creare, ormai quasi un'abitudine, uno sforzo enorme, ma che riesco bene o male a superare con l'aiuto di amici, con l'aiuto di gruppi di volontariato, alla fine arriviamo a questi risultati. Lo scopo è uno solo, far arrivare l'università, la conoscenza, la prevenzione a livello di popolo. Questi convegni, chiamiamoli convegni, questi incontri, Medicina Territorio, come dice lo stesso nome, sono rivolti non ai medici direttamente, anche se io sono un medico e sono un medico di base da 40 anni, ecco, è rivolta alla gente, è la gente che deve conoscere per poi prevenire, se non sa non riesce a prevenire. Voi sapete tutti, io mi rivolgo un po' a tutta la popolazione agricoliana, quanto sia difficile oggi lo studio della nostra zone di cui non conosciamo assolutamente nulla, però le cause ci sono, statisticamente dalle nostre parti i tumori sono belli vivaci, dai tumori del seno, ai tumori dell'ovaio, ai tumori dell'utero, alle cirrosi epatiche, ai tumori del fegato, ai tumori del colon. C'è un'incidenza del territorio sulla quantificazione dei casi? Abbiamo certamente un'incidenza di questi casi. Si sosterrà magari il contrario, perché? Perché non abbiamo purtroppo in zona Agrigento, io lo affermo anche se qualcuno dirà di no, non abbiamo il registro tumori. Il registro tumori, che non è un ufficio dei pezzi di carta, va bene? Serve a raccogliere tutti i dati dalla periferia e dopo vari convegni a Favara, a Naro, a Ravanusa, eccetera, eccetera, finalmente da venerdì, questa è un po' una notizia che io do quasi in anteprima, l'ASL farà passare i dati dai medici di base, dagli ospedali, all'ASL di Agrigento. Come avviene la catena? La catena che noi chiediamo ormai da anni è proprio questa, il passaggio a un centro raccolta dati. Esiste adesso ad Agrigento, ma questo centro purtroppo non si ferma e fa statistica ad Agrigento e comunica quindi ai pazienti, ma va a Sciacca. È evidente che questa difficoltà è talmente madornale, non si riesce ancora a capire perché noi dovremmo dipendere da Trapani. E Trapani, che è una situazione completamente diversa da quella nostra, le coltivazioni, le terre, le acque sono completamente diverse da quelle nostre. Noi abbiamo altro tipo di coltivazione, altri tipi di farmaci nelle terre, altri tipi di acque, altre falde acquifere, abbiamo le miniere chiuse, abbiamo tutta una serie naturalmente di situazioni che ci rendono sicuramente diverse. Che benefici, tra virgolette, un registro dei tumori potrebbe portare al territorio e alla popolazione? Bene, semplice. Pensi in una zona dove c'è un certo tipo di coltivazione, continuo a parlare di agricoltura rivolta al medico ovviamente. Pensi che se nella zona per esempio di Licata noi trovassimo più tumori del colon,
localizzati in quella zona, ad Agrigento trovassimo, o Porto Empedocle trovassimo un aumento di tumori del polmone, a Ravanusa trovassimo un aumento dei tumori dell'ovaio, della mammella, ma cambierebbe moltissimo. Lei pensi che adesso finalmente, altra novità che vorrei comunicare qui, ed è stato comunicato nel seminario di giorno 7, noi adesso abbiamo a Canicattì finalmente la Breakthrough Union. Cos'è la Breakthrough Union? Significa che medici, radiologi, ginecologi, medici di base, è tutto un gruppo specialistico rivolto alla conoscenza da quando la donna arriva in ospedale o dal suo medico fino a quando fa la terapia. Quindi non ci sarà assolutamente bisogno né di viaggiare né di fare i classici viaggi della speranza lontani, perché questo, ricordiamoci sempre che la terapia alla fine è quella che naturalmente si fa a Milano, si fa ad Aviano, si fa a Roma, si fa a Canicattì a questo punto, anche perché le apparecchiature ci sono, e un'equipe di medici specializzata a seguire la donna dall'inizio fino alla fine finalmente esiste anche da noi. Mi è sembrato di capire da quello che dice lei che il territorio con le sue coltivazioni, con le sue industrie, con i suoi siti, insomma con tutto quello che fa parte del nostro orizzonte incide su una tipologia o meno di tumore? Sicuramente. Noi non abbiamo in questo momento una causa ben precisa dell'origine dei tumori. Sappiamo che molte cose però incidono sull'insorgenza del tumore. Certo, come diciamo che il fumo fa male. È chiaro che se noi andiamo a parlare di stile di vita, di alimentazione, se noi andiamo a parlare dei vari fattori per cui è chiaro che ci sono degli organi deputati. È chiaro che i tumori dell'ovaio, dell'utero, della mammella incidono i fatti ormonali. Per quanto riguarda, e io lo vorrei ricordare, visto che abbiamo anche dei bambini e dei giovani, vorrei regolarmente ricordare il tumore della cervice, l'HP praticamente, di cui si parla e molti ancora sconoscono che esiste un vaccino per il tumore della cervice, dell'utero della parte cervicale. Sono tutte nozioni che noi vogliamo portare alla gente. Da 6 anni mi sforzo di portare, ripeto, i professori universitari a Ravanusa, e per fortuna mi riesce perché mai nessuno mi ha detto di no. Noi abbiamo parlato di leucemia nei bambini, abbiamo parlato delle ipoacusie nei bambini, abbiamo parlato di cirrosi epatiche, è venuta tutta la scuola di Firenze a Ravanusa. Vedete, quando si chiede qualcosa all'università è rarissimo, va bene, è rarissimo che un professore universitario non vada a comunicare con la gente. E vi dirò di più, normalmente, forse lo diceva le vostre telecamere qualche giorno fa, normalmente tra noi medici quando abbiamo delle riunioni di aggiornamento eccetera, siamo 10, 20, 15 e c'è il pranzo e c'è la cena. Bene, io non faccio né pranzi né cena, ma ho 200 persone, 250 persone presenti regolarmente. Quindi evidentemente gli stimoli che dà risuscitano la gente ha fame di conoscenza, ha fame di prevenzione. Le dirò di più, quest'anno abbiamo avuto la soddisfazione che la nostra amministrazione ha istituzionalizzato questo evento, cioè significa che praticamente fa quasi cosa propria. A me fa piacere non rinunziare all'iniziativa che spero di avere la forza di continuare naturalmente ancora per molti anni, però è un attestato in cui l'amministrazione mi dice puoi continuare, siamo noi responsabili di tutto. Questo significa che di volta in volta lo sforzo fatto siamo riusciti a portare, voi pensate, l'anno scorso noi abbiamo avuto ospite il professore Bianca, che è uno dei migliori cardiochirurghi pediatrici praticamente che abbiamo in Sicilia, che abbiamo da Roma in giù. Venire a spiegare alla gente cosa sono le cardiopatie, che siano andare a fare un'ecografia a un bambino dentro la sua pancia, fare diagnosi prenatale, devo dire, finora l'università ha risposto benissimo a questo appello che è arrivato da me e da altri naturalmente, e siamo soddisfatti di averlo portato. Torno un attimo al discorso che mi collegava l'amica. Ottobre Rosa era questo, dire alla gente state attenti, ci sono degli eventi che possiamo evitare in un solo modo, conoscendoli e prevedendo. Approfondiremo ancora questo tema, dottore Ninotta, perché sicuramente interessa praticamente un po' tutti. Certo, forse interesserà un po' meno l'Acragas, però insomma noi siamo aperti a tutto e comunichiamo anche con chi ha il gigante nel cuore e nel sangue. Basilio. Allora, il discorso è questo, cioè questi miei libri vengono un po' da lontano, che in effetti le mie idee erano quando ero alle scuole medie, andavo al geometra, insomma avevo queste idee così. Il discorso
di ora è che questi libri non sono proprio libri raccontati, sono libri che sono un trade union tra il presente e il passato, cioè sono come una macchina del tempo che si muovono a secondo le situazioni, a secondo il tipo di anni di cui racconto. Per esempio io... Abbiamo già presentato... sì, questo libro è stato presentato il giorno 19. No, prima di... No, ma siamo al 15esimo, ecco, al 15esimo, quindi io volevo riallacciarmi al discorso dei ragazzi del Val d'Agras, dei ragazzini e anche dei ragazzi, perché nel 2016 ho presentato un libro dedicato al grande Gigi Casesa. Praticamente un libro, diciamo che Gigi è stato anche mia collega d'ufficio, insomma, era grande amico di mio padre, quindi lo conosco da piccolo, diciamo, e mi ricordo questa persona così fantasiosa anche nel modo di tifare, e quindi fece un libro titolato "Lo potevi parare" di Gigi Casesa, perché era una frase che coniò lui con qualche altro, cui gridava al portiere avversario che si era fatto fare il gol come se lui fosse un suo tifoso. Poi in realtà il portiere andava un po' in tilt, dice: come mai un tifoso prende l'Avellina e qua? E quindi andava in tilt e prendeva altri 3 gol. Ritorniamo all'ultimo tuo lavoro, la Salernitana Docet. Allora, dunque, questa è la collana dell'Agas a colore, perché io ho 2 collane, l'Agas a colore e l'Agas in bianco e nero. Salernitana Docet, che siamo nell'anno 65-66, è l'anno in cui io mi sono diplomato, l'anno in cui c'è stata la frane di Agrigento, perché è un libro che mette un po' di tutto. Certo, inquadra il periodo riferito all'Akragas, sì, però sì, c'è tutto quello che è successo in quel periodo. Leggo un attimo, per esempio, l'inizio della prefazione. Il titolo è "Quando il Bari fu sconfitto da una grande Agres", del Bari. Quando i ricordi coincidono con la spensieratezza della gioventù, è chiaro e leggibile il mio pensiero, correndo verso l'anno scolastico del Brunelleschi di Agrigento, corso per geometri anno 65-66. Le illusioni e le speranze future erano ben presenti nella mia mente, come anche nei miei compagni di scuola, la prestigiosa classe della sezione A, per inciso il 5º anno, dovendo ogni lunedì su continua richiesta mettere su carta o alla lavagna le azioni della benamata Akragas, anche per la mancanza dei filmati idonei che da qualche anno dopo subentravano. Cioè, che dico io? Metto in risalto oltre il calcio, perché d'altronde il calcio in quel periodo era lo sport, l'evento numero 1 delle domeniche a Clagantina e delle altre città. E praticamente metto in risalto che quell'anno ci siamo diplomati, infatti anche in questo libro ci sono anche foto dell'epoca di noi ragazzi della quinta A, diciamo una specie di combriccola che eravamo insieme, e soprattutto è dedicato a un mio compagno di scuola che purtroppo ci ha lasciati nel 2011. Infatti questa pubblicazione è dedicata a Pietro D'Alessandro, compagno di gioventù scomparso prematuramente. Il titolo della Salernitana Docet vuol dire che in quel campionato è stata la Salernitana che ha vinto il campionato. Perché l'ho voluto mettere così? Infatti anche i colori sono della Salernitana, no? Perché praticamente quel campionato, la Salernitana è stata una piazza importante, grossa, aveva avuto una disgrazia nel 63 quando in lotta per salire ci fu un evento di invasione di campo e ci fu il primo morto in Italia negli stadi, cioè, addirittura era un militare che fu colpito negli spalti, per dire, questo, però questi miei libri sono, quando faccio un libro c'è sempre un motivo calcistico che richiama, per esempio ultimamente ne ho presentato un altro che richiamava un grande giocatore del passato dell'Agas che tu è venuto personalmente a presentare la presentazione, era Firmino Pederiva, l'eroe di Lecce, ho detto, cioè l'eroe di Lecce Firmino Pederiva, perché ci faceva vincere una partita all'ultimo minuto sul rigore, lui era giovincello, era 18enne, quindi al favore ce n'ha 74. Ma questi sono ricordi tue personali o frutto di ricerca? Dunque, allora, la cosa, diciamo, in questi miei libri, il fatto che per me è importante è la grafica, praticamente. La grafica. Teniamolo fermo così Gerlando riesce a inquadrarlo bene. Racconto giornata per giornata le partite, non solo l'Agas, anche le altre squadre.
Quindi, diciamo, Chi è l'autore della grafica? Sei sempre tu? Niente, allora, questa è la cosa più... Cioè non le fotografie, ma è proprio la grafica. No, poi per quanto riguarda il resto sono le ricerche che faccio su internet che ormai insomma, e riesco anche a trovare delle immagini che io allucinanti, degli stadi che ora non ci sono più o sono mezzo demoliti oppure sono abbandonati. Per esempio uno stadio dell'Avellino che era vicino al calcio borbonico, del Lecce, quello dove abbiamo vinto che ora è demolito totalmente, c'è un altro calcio borbonico, perché erano tutti nel centro storico gli stadi maggior parte. Gli interessati dove possono trovare questo libro? Personalmente. Che mi contattano. Ti contattano personalmente. Va bene, continuiamo a parlare di questa tua bella attività di storia. Ti volevo ringraziare il direttore Arturo Candello che ha fatto suo, viene spesso insieme alla troupe e tifoari, io per Natale... Ne parliamo dopo, ne parliamo dopo, certo. Per il momento solo Acragas a colori. Parlando anche con Antonella Monreale, insomma, i temi che abbiamo trattato con la Presidente del Telefono Aiuto, insomma, le sono molto familiari perché il suo impegno in favore di tutto quello che è il mondo femminile, insomma, è proprio rinomato. Adesso c'è un nuovo impegno, Antonella, quello di essere presidente del CIF, il Centro Italiano Femminile. Insomma. Ti stai caricando di tante responsabilità. Molte responsabilità, onestamente. CIF c'era a Favara 30 anni fa, era la professoressa Sciortino, quando pare. Solo che poi lei si è trasferita a Sciacca e quindi è così, è caduto poi nell'oblio per tantissimi anni. Se non che 2 anni fa, a giugno, c'è stato un convegno proprio a Favara del CIF, hanno scelto Favara, mi hanno invitato perché, per conoscenza, così io, tu sai, vado un po' in giro che mi piace avere sempre qualcosa di cui raccontare e mi sono proprio appassionata. Loro hanno capito e mi hanno subito contattata dicendomi che tu devi essere la presidente del CIF di Favara. Onestamente ci ho pensato un po', perché è un impegno gravoso di responsabilità, però poi alla fine ho detto vabbè, faccio tante altre cose, questo è giusto che lo faccia pure per dare anche una mano d'aiuto. Qual è l'impegno del CIF? Cioè di che cosa si occupa? Allora, quali sono le tematiche che tratta? Il CIF, ci sarà un convegno a breve, giorno 27, l'ho intitolato Diamo una voce ai silenzio delle donne. Che significa? Perché, come diceva poco fa Antonella, il silenzio è quello che rimbomba, potrebbe essere un paradosso, ma invece è così, perché ci sono tante donne in tutto il mondo, penso, non soltanto a Favara, così come a Agrigento, così come nei paesi come Ravanusa e cose varie, perché ci sono donne che dentro stanno in silenzio, vorrebbero parlare, vorrebbero far uscire fuori qualcosa che hanno, che non riescono, quindi cerchiamo in qualche modo noi di portare fuori dalle mura domestiche queste donne che magari sono casalinghe, donne che lavorano però che non hanno poi alla fine nessuno con cui parlare. Non solo con gli aspetti negativi ma anche aspetti positivi. Anzi, l'aspetto positivo noi vogliamo vedere di questa situazione. Questo centro nasce praticamente è sempre esistito, è a livello nazionale, c'è la Presidente nazionale che è la Campanile, Maria Pia Campanile. Poi ci sono i vari settori, c'è quello regionale, c'è quello provinciale, infatti il giorno 22 c'è stato proprio il consiglio elettivo qua ad Agrigento e poi ci sono le sezioni comunali di cui io ne faccio parte. Questo centro si occupa appunto di queste donne che vogliamo fare in modo, faccio un esempio pratico, no? Mi sono messa in testa di adottare una villa, la villa comunale Lambrosini di Favara, tu sai benissimo dov'è. L'abbiamo presa in adozione il CIF, per fare cosa? Per fare in modo che le donne, anziani, sia uomini che donne, ci possono lavorare, possono fare l'orticello, possono portare un aiuto ai nipotini, nel senso che gli fanno capire che cosa significa... Il fatto di renderla fruibile è già un qualcosa, insomma, perché purtroppo da un po' di tempo è nel degrado e non proprio si può freggiare dell'appellativo di villetta. Sì, però noi stiamo cercando...
me la daranno in questi giorni già e abbiamo già dato vita a questa, già al contratto, e voglio fare un presepe vivente. Che fare? Prendere queste signore anche di una certa età, infatti abbiamo renderle attive, fare cucire vestiti, incominciare a preparare qualcosa da mangiare, insomma, farle uscire fuori, dare questa voce. Ritorniamo al convegno di giorno 27. Allora, giorno 27 si terrà dove? A Castello? A Castello Chiaramonte, infatti devo ringraziare anche il Comune che ci dà anche la possibilità di fare tutto ciò. In questo convegno parlerò io, parlerà pure la Presidente che è stata nominata ora il 22, Carmelina Severina, e il nostro padre spirituale che è Don Saverio Pittineri. E in questa occasione noi ci faremo conoscere a Favara, anche fuori Favara, chi ha bisogno di noi, diremo quali sono i nostri sogni, le nostre ambizioni, vogliamo un aiuto, un sostegno da parte di tutti, in modo che così, presentandoci alla nostra città, qualcuno, penso, che parlerà, tra virgolette. E poi, presentandovi qui a Target, avete già una bella platea. Abbiamo già 14 persone già che ci stanno seguendo, spero che prima che finisce l'anno di averne qualcuno in più. Buon lavoro allora, grazie, Antonella, e poi parleremo anche della tua attività di regista e di attrice. Sì, ritorniamo ai piccoli del Val d'Agragas, perché insomma sono qua, loro stanno seduti, ma vorrebbero sicuramente essere i protagonisti della scena. Martina, dicevamo la preparazione, quella classica, no, della tradizione siciliana, le tarantelle, le mazurche, le contradanze, insomma, no? Sì, è questo. Come avevo detto già prima, facciamo 2 prove settimanali della durata di 2 ore ciascuno. E i bambini, quando diciamo arrivano al gruppo, iniziamo a far fare loro alcuni esercizi che servono per tenere il ritmo, per poi passare a fare i primi passi come il passo base, il tacco e punta, l'incrociato, e per poi alla fine montare quelle che sono le tarantelle, comunque i balli tipici della nostra cultura siciliana. Dino, riescono a fare qualcosa di... Sì, sicuramente abbiamo impostato il gruppo come se fosse una vera e propria scuola di folklore. Abbiamo 2 sezioni, 6-9 anni e 10-12 anni, e regolarmente prepariamo degli spettacoli non esclusivamente per delle finalità artistiche folcloristiche, ma anche stiamo cercando di cimentarci in qualcosa di più, che è quello il teatrale, curando pure l'espressione, anche l'emotività dei ragazzi, insomma. E in più, accanto a questo, a concludere questa struttura, c'è anche un consiglio direttivo che è composto da Salvatore Palillo, Daniela Pancucci e Rosalinda Casesa, che dietro le quinte ci collaborano anche per mantenere la visibilità dei piccoli del Val d'Agragas. Qui certo avremmo magari voluto ospitarli, però il parterre non è così grande da poter ospitare una esibizione danzerina, però c'è la piccola orchestra, ci sono le 2 fisarmoniche e il tamburo, insomma, che ci aiuteranno. Che cosa ci fanno sentire adesso? Adesso proponiamo una tarantella vecchia, con i ragazzi dell'orchestra. Ecco, mentre allora, se loro vogliono entrare, ci presenti allora questi elementi dell'orchestra, mentre Mauro, anche i bambini si alzano per andare a fare la coreografia. Questa è la prima tarantella che facciamo fare ai bambini quando entrano. Ecco, la prima tarantella, ecco. Allora, chi sono i componenti Salvuccio, Salvo, chi è Salvo? Sì, quello col tamburo. Il tamburo è Salvo, il piccolo tamburo. Sì. Un po' più indietro, ragazzi, un po' più indietro. Anche voi, fisarmonico, un po' più indietro. Diamo delle indicazioni. Abbiamo Mauro qui, un po' più qua. Il fisarmonicista. Ecco, così va bene. Anche voi, un po' da questa parte. Poi abbiamo Mauro, il fisarmonicista. Mauro? Fa vedere, ecco qua, Mauro. Luca con il fischietto. Luca il fischietto. E Giovanni, che sia Mauro che Giovanni sono i fratelli, c'è Lauro che hanno la passione per la fisarmonica, e Riccardino con la percussione e il tamburo. Sì. Il fischietto va bene qui avanti o deve andare un po' più indietro? Va bene così? Va bene? Ok. Allora questa è la prima tarantella che si fa per entrare in spettacolo. I piccoli del Val d'Agragas.
Marinella e poi vi riascolteremo in ultimo in chiusura del nostro incontro. I bambini riprendono ancora il loro posto. Siete stanchi seduti lì per terra? No, si sta anche comodo, va bene, sì. Perfetto, ritorniamo invece a parlare di telefono aiuto. Dicevo che adesso c'è anche l'accreditamento, ecco, il riconoscimento da parte della Regione. In che cosa consiste, Antonella? Sì, già il telefono aiuto fa parte della mappatura del 1522. Il 1522 è il numero nazionale antiviolenza del Dipartimento delle Pari Opportunità e già dal 2013 il telefono aiuto è entrato a far parte di questa mappatura. Cosa significa? Significa che su telefono aiuto sono stati riscontrati tutti gli standard organizzativi, perché è facile dire centro antiviolenza, occuparmi di violenza sulle donne. Bisogna parlare e dire di avere un centro antiviolenza quando all'interno ci sono anche delle professionalità, proprio perché noi stiamo trattando con una problematica molto difficile. Quindi molto il vostro delicata. operato è monitorato e controllato? Monitorato dal Ministero per le Pari Opportunità, quindi abbiamo anche degli standard sia organizzativi, abbiamo delle prassi operative che noi lavoriamo insieme lavoriamo alle forze dell'ordine, ai servizi territoriali, facciamo rete, una rete che Telefono Aiuto ormai già ad esempio nel 2013 ha consolidato con la creazione dell'Osservatorio Provinciale sulla Violenza, un protocollo d'intesa stipulato dalla Procura, dal Tribunale, dalle forze dell'ordine e da 32 comuni della provincia, l'Asso Stampa, il distretto sociosanitario, cioè tutti insieme, proprio perché la donna va presa e condotta per mano in tutte le varie fasi, perché venire al telefono aiuto o recarsi al consultorio familiare o chiamare e chiedere aiuto è la parte iniziale di un lunghissimo percorso, quindi un percorso che ha bisogno nelle varie fasi tutta una serie di professionalità che accompagneranno questa donna. Ad esempio una delle prassi operative importantissime che noi seguiamo e che tutti naturalmente i centri antiviolenza seguono è quella che la donna va seguita dalla stessa operatrice, quindi se chiama e parla ad esempio con me, questa donna verrà seguita da me e poi di volta in volta seguita anche dalle operatrici che seguiranno e che serviranno in quel momento, quindi la consulenza sociale, la consulenza psicologica, lo staff legale, addirittura noi accompagniamo, io personalmente accompagno la donna dove è possibile, grazie anche alla collaborazione delle forze dell'ordine, al momento anche della denuncia, perché è importantissimo, perché è facile dire signora, naturalmente per quelle cose che ha raccontato è necessario che ci sono dei reati, quindi vanno segnalati alle forze dell'ordine. Però sappiamo benissimo che questa donna è molto fragile, è molto spaventata, soprattutto ha paura di quello che succederà dopo e soprattutto ha paura di raccontarlo molto spesso anche di fronte a un altro uomo, perché spesso e volentieri nelle forze dell'ordine ci sono degli uomini, ci sono anche le donne, anche gli uomini sicuramente sono pronti ad ascoltare la donna, però a essere accompagnati da noi che l'abbiamo accolta nel momento in cui lei ha rotto il silenzio, ha rotto un silenzio che si sentono molto sicure. Molto spesso io mi siedo accanto a loro e loro mi guardano tutte le volte che parlano, proprio per essere rassicurate ancora di più che quello che stanno facendo effettivamente è quella cosa giusta che bisogna fare e non sono lasciate da sole, perché non è poi la denuncia, la segnalazione e finisce tutto lì. Lì molto spesso inizia anche una successiva fase che è quella dell'accompagnamento, perché magari nei casi più importanti questa donna verrà magari accompagnata nelle comunità, ma queste sono molto difficili queste decisioni da prendere, perché una donna viene sradicata, lei, e soprattutto se ci sono dei figli minori, estreme, eventualmente. Sono delle situazioni estreme. Molto spesso io penso sempre ad agganciarmi alla rete familiare, perché avere una famiglia che ti tutela, avere una sorella che ti può ospitare. Molto spesso noi in televisione le sentiamo queste storie, quando a volte la famiglia non è tutelante e lì la donna ancora di più ha paura del domani, perché poi andando in comunità sono sempre delle situazioni provvisorie. Cosa faccio quando esco da lì? Chi mi trovo? Perché magari poi queste decisioni non sono mai prese, perché è facile parlare, noi che stiamo qua dietro le quinte, certo. Così a parlare, sì, vai, denuncia, vai via, lascialo, perché non l'hai fatto prima. Ma sfido chiunque a trovarsi in quella situazione e soprattutto a
pensare di fare un gesto del genere quando poi hai dei figli? A chi li lascio? Pensate, qualunque mamma possa subire gravi violenze come quelle donne che io tutti i giorni posso ascoltare, però per salvarsi la propria vita devono lasciare i figli, non lo faranno mai. Molto spesso mi dicono: io preferisco prendere un pugno in faccia, ma so che mio marito almeno il piatto di pasta a mio figlio glielo dà, i miei figli hanno un tetto dove stare, perché molto spesso le famiglie, dopo che le cose succedono, gli amici, dopo che gli eventi gravi come appunto i femminicidi per esempio che succedono, alla televisione sentiamo: ah sì, ma se avesse parlato, ma perché non l'abbiamo ascoltata? Perché a volte la donna ha lanciato qualche messaggio, segnale, certo. Però a volte anche a noi stessi pensiamo: ma chi me lo fa fare? Magari poi, ritornando al discorso di poco fa che diceva Antonella, non dobbiamo mai pensare che la donna vittima di violenza, catalogarla sempre nell'ambiente familiare della donna casalinga, delle persone meno abbienti. Stiamo attenti a questo perché è un grave errore. La percentuale di donne che si sono rivolte in questi anni al telefono aiuto sono delle donne che appartengono alla fascia medio-alta, sono le donne che siamo abituati, io vedo negli uffici pubblici, vedo come professioniste, che hanno un ruolo all'interno del sociale, ma all'interno della loro casa si è creata nella relazione col proprio marito una disparità che inizia, e io dico sempre che questa è la grave colpa, tra virgolette, che noi donne abbiamo, nel momento in cui ci conosciamo. Quando io permetto a un uomo da subito di screditarmi davanti agli altri, a volte, che so, magari si è in comitiva e il proprio compagno comincia, io parlo e mi dice: tu stai zitta che tu non capisci niente. Questo già è un primo indicatore, perché da lì possono iniziare tutta una serie, perché non è che l'uomo una mattina si alza quella e che uccide. potrebbe essere una semplice battuta poi ne può Non derivare a è che catena. una mattina ci si alza e si uccide la moglie, quella è un'altra situazione. Quando si arriva al femminicidio vero e proprio, quando si tratta appunto di uccisione di un compagno nei confronti della propria compagna, sono delle situazioni che sono cominciate da tanto tempo, si sono evolute nel tempo, perché le abbiamo giustificate. Quindi se io giustifico uno schiaffo, la prossima volta sono costretta, tra virgolette, a giustificare anche la pedata, ad esempio, perché quella ci sta, perché non riesco più ad uscirne fuori da questa situazione. Quindi dico io sempre, anche quando andiamo nelle scuole, di stare attenti ai piccoli segnali, perché da lì bisogna iniziare a fare prevenzione. Appunto, molto spesso noi andiamo proprio nelle scuole proprio perché è lì che ci si forma, è lì che si hanno i primi segnali. Noi ad esempio facciamo spesso nelle scuole un progetto che è lo sportello ascolto. Inizialmente è soltanto uno spazio dove il ragazzino può raccontare alla ragazzina, che so, che va male a scuola, il rapporto col proprio compagnetto, che la mamma è la professoressa, però da lì molto spesso escono fuori, perché i ragazzi poi sono lo specchio della famiglia, ed escono fuori le problematiche, quindi lo allarghiamo alla famiglia, perché molto spesso la famiglia deve essere presente. Quello che purtroppo oggi molti ragazzini lamentano è la poca presenza non fisica ma di tutela della famiglia, dei genitori nei confronti dei bambini. Noi abbiamo realizzato uno spot, ecco, chiamiamolo così, di contributo a telefono aiuto che vi vogliamo proporre. Pregherei la regia di mandarlo in onda. Uscire dalla violenza? Si può. Chiama telefono aiuto 0922 22 922 o 800 961 931. Ricordate questi numeri che vi volevo possono tornare utili. Solo dire proprio questo spot è così semplice, per alcuni è solo modo di toccarmi, e proprio questo riassume quello che una donna può subire, e il pugno rappresenta tutta una serie di situazioni negative che la donna può subire. Dottore Ninotte, prego. Volevo aggiungere solo una cosa da medico, da 40 anni di professione, in cui le assicuro se ne incontrano anche di queste cose. Finivo di leggere giorni fa un libro che si chiama Magia,
ed è il nome di una donna, che Margherita, l'hanno tradotto in magia. È esattamente la fotografia di quello che diceva la nostra amica, esattamente il grande colpo di fulmine che poi si trasforma naturalmente iniziando, lascia perdere, non ti riguarda, me la discuto io, eccetera, eccetera, da qui poi a finire. E poi se vogliamo un attimo accennare alle proposte per dopo, posso rispondere tranquillamente. Sì, anche perché volevo che lei accennasse anche brevemente su un fattore che mi aveva colpito, ovvero sul discorso dell'incidenza di quello che succede attorno a noi con i tumori. Si dice, ma credo che sia anche la realtà, che l'uso di pesticidi, di serbanti, di tutto quello insomma, che si fa in agricoltura sia uno dei veicoli più scatenanti del tumore. Si parla degli antibiotici oppure degli altri medicinali che si usano negli allevamenti degli animali, che sicuramente sono portatori di questo. Andando forse un po' anche a ritroso, specialmente nel nostro territorio, si parla che le miniere possono essere custodi, tra virgolette, di sostanze chimiche o radioattive che poi scatenano in noi questo male incurabile. Tutte queste cose sono realtà o pura fantasia, dottore? A mio avviso e a avviso della medicina, credo che siano proprio delle realtà. Le trasformazioni che avvengono a livello cromosomico, a livello di DNA, eccetera, ci stanno a dimostrare che qualcosa in natura non va e guasta. Adesso specificare uno per uno, certo la nostra zona è vocata da questo punto di vista. Se noi ci guardiamo attorno, da Caltanissetta qua, lei nominava giustamente le miniere chiuse, da anni completamente chiuse. Io nomino le nostre acque, le nostre falde, sono anni che noi andiamo avanti con le varie uve, le selezioniamo, eccetera, eccetera. Di bio non è che abbiamo grandi cose, non abbiamo granché. Se a questo ci mettiamo la generalità, diciamo, le paternità, le familiarità, probabilmente c'entrano anche, sicuramente c'entrano anche quelle, specialmente per alcuni tumori, sicuramente c'entrano anche quelle, ma sicuramente l'ambiente in cui noi siamo immersi, da Portempedocle ad arrivare a Caltanissetta zona, mi pare che qualche dubbio debba venire a chi ci dovrebbe proteggere. Volevo dirvi di più, poco fa con la signora era d'accordo sul discorso ottobre rosa, quindi inquadriamolo un attimo in questo senso. Stiamo facendo qualcosa in più da questo punto di vista, ci stiamo studiando per fornire alle scuole proprio un prontuario di prevenzione, quindi cominciare, io lo sto intitolando 1550 giorni. Così. Cioè, il numero da dove deriva? Il numero da dove deriva? Il numero deriva da una cosa molto semplice. Normalmente noi questi discorsi cominciamo ad avvertirli 15 anni, 16 anni, 17 anni, eccetera, dipende poi dalla maturità del ragazzo. Ma quando si pone il problema, la prima volta ci si rivolge all'amico, dimmi questo, dimmi quell'altro, la ragazzina a chi domanda? Al giornaletto che si trova davanti di gossip è successo questo, all'amica più vicina, mai forse alla mamma, o raramente alla mamma, mai al medico, quasi mai al medico, alle istituzioni in genere. Bene, questo movimento che sta uscendo dalle mie mani piano piano e che anche questa volta chiederò proprio alle scuole di diffonderlo, si prefigge proprio questo. Non sarà un volume saranno delle pagine che potranno leggere gli alunni, quindi cominciando dalla maturazione femminile e maschile a finire poi ai tumori dell'ovaio e dell'utero, eccetera, le varie trasformazioni sotto forma di domanda e risposta. È un lavoro a cui sto lavorando, perché però ci lavoro da solo, ma che ho la garanzia che poi verrà portata a scuola. Come ricorderà TVA, presente al seminario di giorno 7, c'erano 2 classi che ho voluto invitare apposta del liceo di Ravanusa. Abbiamo fornito di fogli, carpette, benissimo. Questi ragazzi hanno preso appunti per tutta l'ora e mezza del seminario. Ed era una cosa commovente, cioè il discorso che i ragazzi preferiscono venire a un seminario piuttosto, e non erano assolutamente obbligati, avranno un certificato, un attestato di partecipazione ai fini curricolari, però vi dico, c'è molta fame di sapere queste cose, per cui la proposta di continuare, noi continueremo. Dicevo al vostro direttore, ma quale sarà? Sono tanti, parleremo l'anno prossimo di cefalee, parleremo l'anno prossimo di tumori cerebrali, cioè di quei fulmini accesi di aneurismi cerebrali. Questa è la proposta per l'anno prossimo che io sto comunicando a tutti.
ci arriveremo, lo cercheremo di studiare, troveremo il prof che scenderà con tanta buona volontà a parlare di questa. E poi nella indicazione che diceva lei nel far partecipare la scuola e le scolaresche, ecco, anche per dare corso e dare voce a quel famoso detto che non tramonta mai, prevenire è meglio prevenire, no? Esatto. Quindi sapere come comportarsi nell'alimentazione, nella quotidianità. Io amo dire ai miei pazienti, quando sono in riunioni con i vari gruppi, eccetera, di cancro si guarisce. Non esiste quasi più un cancro invincibile, basta arrivarci prima. È un killer silenzioso, come viene definito spesso, va bene? Un killer silenzioso che ti frega piano piano, ma alla fine il segnale arriva sempre dall'organismo di qualcosa che non va. Cioè voi pensate, adesso non voglio fare scienza perché non è la sede adatta, però voi pensate, una piccola anemia che si porta nel tempo, poi vai a vedere, era un tumore del colon piano piano, cioè i segnali ci sono, quel pallore, quello star male, quella debolezza, qualcosa è successo nell'organismo che ti avvisa, non ti lascia mai completamente tranquillo, e lì adesso abbiamo gli screening e per cogliere il segnale, anche saperlo trasmettere. Saperlo trasmettere al medico, non comunicarlo all'amica, alla comare, e questi sono quei segnali che vanno raccolti sempre. Adesso abbiamo la fortuna di avere gli screening a livello praticamente anche dell'ASL, Agrigento, eccetera. Abbiamo fatto lo screening sulla mammella qualche tempo fa che viene ripetuto adesso ogni 2 anni. Andiamoci a fare gli screening perché sono importanti, cioè quanti ne abbiamo trovati, ma ne trovassimo un solo esempio, di tumore alla mammella tra gli screening che abbiamo fatto l'anno scorso, anche se abbiamo speso parecchi soldi, li abbiamo spesi utilmente, ne abbiamo trovato 6, 7, 8, altro che, è stato più, abbiamo salvato una vita. Come qualche anno fa, non so se adesso è continuato, parlo di qualche anno fa perché l'avviso mi è arrivato diversi anni fa, è quello della ricerca del sangue occulto nelle feci, e lì esatto. Insomma c'è il primo segnale che ti porta ad attenzionare. E anche in quel caso io ho trovato pazienti miei che poi ho fatto operare immediatamente, ovviamente, vabbè. Cioè inutile aspettare, queste antenne alzate bisogna averle. Oggi purtroppo ci si convive con i tumori perché abbiamo ambiente, alimentazione, i fosfati, i bifosfati, tutte queste parole difficilissime, ma alla fine è questo, riescono, ma lì c'è tutta una corrente, a cui io credo poco, va bene. Se ti mangi un bel pollo pieno di vitamine, tra virgolette, che poi sono antibiotici. Mia nonna diceva che di dispiacere non muore mai nessuno, non sarà vero, però la vita che in effetti c'è una corrente è meglio effettivamente che parla di tumori e situazioni di neurolabilità o che sia cioè, in effetti è vero che dopo un lutto una malattia si scatena più facilmente che non quando tutto è sereno. Qualcosa c'è che evidentemente tra il sistema immunitario. Esatto, questo è. Va bene, parlavamo di colori dell'Agragas, però vedo altri colori che mi sono leggermente più familiari, oltre che al direttore. Basilio. Allora, oltre, come dicevo, la collana dell'Agragas a colori, in cui si parla di solo Agragas e tutte le squadre che partecipano con essa, mi sono inventato un'altra collana, l'Agragas in bianco e nero, non perché sono juventino, intendiamoci. Però come qualcuno, siccome ne ho fatti già 2 libri di Agragas dedicati alla mia prima Juve, quella di Omar Sivori, quella di Charles, allora siccome ho molti amici, magari di più, interisti, cioè, cambiamo colore allora. Praticamente no, mi hanno detto, ma tu però puoi fare, allora veramente mi sono deciso. E allora, dato e considerato che io ringrazio pubblicamente qua il direttore di TVA, Arturo Cantella, che è stato, insieme alla troupe, è stato presente in queste ultime presentazioni l'anno scorso dei miei libri, che hanno avuto un effetto veramente importante anche per la qualità del servizio, non ultimo il grande Eugenio Cairone, che si immedesima particolarmente. Ho detto, voglio fare un libro sull'Inter. Facciamo vedere la copertina che è già pronta. Sì, ferma, anzi così. L'internazionale, sì. Da non confondere con l'odierna Inda cinese. Va bene? Ognuno ha le sue pecche. Sì, vabbè, qualche giornalista... ma tu torni indietro 40 anni fa, sì, ma io appunto questo nel vero triplete, perché sì. L'ultimo non è stato un triplete. Ma quello bisogna capire se la Coppa Italia è una vera coppa, io non la considero mai una vera coppa. Cioè le vere coppe erano
Dunque, lo scudetto, la Coppa dei Campioni Sì. e la Coppa Intercontinentale. In Intercontinentale. pratica, perché il vero triplete? Perché l'Inter, o l'Internazionale come la chiamava Niccolò Carosio, il vero triplete 1964 Vince il campionato nazionale, sì, ha vinto quello europeo con quello la europeo Coppa e quello mondiale, mondiale, che allora c'era spesso lo spareggio, cioè l'incontro andata e ritorno con la squadra argentina o brasiliana. sudamericano. Sudamericana. Quell'anno l'Inter vinse il campionato alla grande perché partì male, poi ci fu una rimonta con il famoso 5-2 al Milan, il rimonta, e poi praticamente vinse la Coppa dei Campioni col Benfica a Milano 1-0, e poi vinse con l'Indipendiente, fece 0-0 a Buenos Aires e 3-0 a Milano. Quindi vedi il vero triplete, perché è un pochettino, certo il mio titolo poi sa da juvenilità, perché dico questo è il vero triplete. E cosa troveremo all'interno di Dunque questo troveremo, la lavoro? maggior parte si parlerà dell'Inter o dell'Internazionale, e poi alla fine ci sarà un pezzo di Agraz di quell'anno, che è praticamente 64-65, che già io ho fatto con il libro prima di questo. Comunque, Anche insomma, per l'Agragas c'è stato un triplete quell'anno? no, nel senso che è stata una contemporaneamente, bella stagione, no? no, contemporaneamente l'Agraz quell'anno si è salvata ancora una volta, perché l'Agraz, tanto per capirne, fece 9 anni di Serie C in maniera continuativa, dal 59 al 68. Ora, purtroppo, nei tempi d'oggi non si capisce se si comincia un campionato cosa si finisce, ormai siamo... Bisogna avere prima lo stadio dove giocare. Però, Vabbè, quello abbiamo le luci, è l'unico stadio in Italia non avere le luci, E ti sembra perché niente, noi siamo giornalieri. No, noi abbiamo il sole che ci non siamo notturni. Abbiamo il sole che ci illumina. Penso che a Favace sia No, non vengo a ci sono le luci, Favara. non regolamentari, ecco, ci sono le luci ma non sono... Vabbè, ma da sempre ci sono i regolamentare. pali, questo intendo dire, ma là non ci sono i pali. Comunque il discorso certamente è un modo come altro. Per chi come me, insomma, certo, un po' di età ce l'ho pure. Insomma, allora avevo 16 anni, e quindi mi ricordo benissimo perché li vivevamo, poi c'è un po' di memoria visiva, perché dato che uno fa il grafica ha memoria visiva, e più che altro anche per dire che da juventino che quella era una grande squadra l'Inter di allora. Quindi, Quando lo troveremo questo pronto già? ma spero prima di Natale, se non ci sono... Scommetto che lo presenterà Arturo. Sì, Arturo mi ha promesso che farà il relatore. Del libro. Quindi Bene, da buon interista, da buon interista aspettiamo allora questo lavoro di Esatto. Basilio Borgo. Esatto. Ritorniamo ad Antonella Monreale, dicevo attrice, regista. Ho sentito da qualche parte che dovresti fare un viaggio a Roma, Antonella. Ho capito male? No, hai capito benissimo. Di che si tratta? Il 15 di dicembre siamo stati invitati alla Camera dei Deputati a presentare la nostra rappresentazione teatrale che ho presentato per la nascita del 150° di Pirandello, con i Rindocchi di Follia, 1, 2, 3 Rindocchi di Follia. Tratto tanto per cambiare argomento donna, nel senso che tratto la pazzia della moglie di Pirandello, Antonietta Portolano. L'abbiamo presentata il giorno 28 di giugno, poi l'abbiamo portata un poco in giro, ora abbiamo avuto questa opportunità del 15 di dicembre. Cercata o trovata oppure Diciamo calata che dall'alto? Come sta il un miscuglio di cose, nel senso che avevo presentato un progetto, cioè volevo presentare, perché quando l'ho scritta, onestamente, ho capito subito che non era una cosa normale. Tu lo sai, io le mie commedie le scrivo io. Quindi ne ho fatti un bel po', no? Però quando ho messo nero su bianco questo ho capito che aveva un qualcosa in più di particolare. Qualcosa che cioè, nel frattempo che scrivevo dico ma che sta uscendo fuori. Quindi non lo so, sai le cose quando succedono, le circostanze, le cose che quando c'è le coincidenze. Insomma, ne ho parlato con una persona, ho detto guarda, ho fatto sta cosa, ho detto, cioè, anche perché poi la cosa si è risaputa, no? Perché è andata benissimo e cose varie, perché non presentarla? Mi hanno subito chiamato, mi hanno detto di sì, ma la cosa bella, cioè non è stato il discorso di andare a presentare questa, cioè andarla a fare lì, il discorso chi è che mi sta collaborando, nel senso che ho conosciuto qua in una manifestazione sempre su Pirandello una ragazza, Arianna Fioravanti, che è di Roma.
ci siamo sentite poi tramite telefono e lei ha scritto un libro proprio su Pirandello e quindi lei sarà la mia moderatrice. Ma il discorso è che altre persone si stanno aggiungendo, cioè professori di Tor Vergata, professori della Sapienza che scrivono su 15 Pirandello. dicembre a Montecitorio. Sì, ma la cosa che mi ha un attimino più emozionata, devo essere sincera, è che sarà lì pure il nipote di Pirandello. L'ha sentito, ha saputo che c'era questa manifestazione. Voglio venire a conoscere i miei nonni, come l'hai, la loro pazzia. Cioè, come me li stai presentando, no? E quindi ci sarà presente pure lui. Discorso teatro, Favara, poco fa sentivo da Antonella, sentivo qua il dottore che parlavano di scuole, di portare cose importanti, insomma, di presentare cose di un certo livello, no? Io farò pure così, nel senso che farò una piccola rassegna teatrale delle matinee con gli istituti scolastici di Favara, quasi per far tutti. conoscere il teatro. Per fare conoscere il teatro, bella, incominciando dai bambini piccoli fino a quelli delle Martin Luther King, cioè portare i bambini alla conoscenza del teatro, oltre a fare degli spettacoli. Mi sono messa in mente, cioè, sempre nella mia mente un po' di pazzia, c'è pure, di follia, di prendere... E come Pirandello, no? Le varie corde, quelle che si di prendere tutti, quasi, cioè, per ogni scuola dei bambini, dei più piccoli e più grandi. Una compagnia interscolastica. E fare una commedia, nel vero senso della parola, come percorso finale. È una commedia che ho scritto qualche anno fa, Sicilia, terra d'amore, di dolori, e di portarla in scena con loro. Certo, sarà un lavoro difficile perché andare a coincidere e assemblare un po' tutti questi bambini, però guarda qua che spalle. Insomma, tienici informata allora, Antonella. Quindi a fine maggio ci sarà questa manifestazione finale, però lasciatemelo dire, l'orgoglio c'è. Vedremo il risultato allora. Allora, prima di andare alla chiusura e ai saluti con i nostri ospiti, vi preparo, no? Molti di voi lo sapete, insomma, qui non è che si saluta grazie e arrivederci, cioè dovete farlo in maniera diversa, no? Con un pensiero, una frase, una citazione, un buon proposito, ognuno in relazione a quello che è il vostro campo d'azione e di lavoro. Dino, vogliamo richiamare di nuovo allora gli orchestrali per una nuova esibizione? Ragazzi. Martina, prima abbiamo visto la prima tarantella, quella che diciamo dà il via alle danze, adesso invece Dino? Una polca. Una polca. È più difficile da coreografare, da fare? Sicuramente sì. Della tarantella no? No, comunque sono due tarantelle che stanno alla base delle danze, quindi non è un problema. Va bene, allora anche voi prendete il posto per la coreografia finale con i piccoli del Valdagragas che ci propongono questa polka. Ha un nome? Ha un nome? Sì, polka. Ah, polka, così, va bene. Vai!
ve ne andate questa volta perché facciamo il finale. Vede. Vi volete disporre voi al posto e porta anche il microfono, naturalmente ormai fai anche l'assistente di studio. Allora, come dicevo, siamo arrivati alla chiusura del nostro appuntamento e chiediamo ai nostri ospiti, nel ringraziarli della loro presenza e partecipazione, di salutarci con un buon proposito, perché noi siamo positivi e vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno. Gerlando, una bella inquadratura panoramica di tutta quella parte di studio dove ci sono i piccoli del Val d'Agragas. Grazie della vostra presenza e partecipazione. Il saluto di Martina Lonobile, che è la coreografa. Allora, per noi è stato un piacere essere ospiti in questa trasmissione e l'invito che vogliamo fare a tutti, comunque a queste nuove generazioni, è comunque di avvicinarsi a questo che è un mondo comunque dove si possono vivere delle esperienze che a parer mio non si possono vivere facendo altre attività. E niente, l'augurio è questo. Grazie a Dino Romano, il presidente dei piccoli del Val d'Agragas. Tu ce l'hai il microfono? Sei già io sono microfonato. E che dire, grazie per averci dedicato il vostro tempo e soprattutto aggiungo a quello che ha detto Martino, per chi ci volesse contattare, abbiamo un sito, ipiccolivaldagragas.it, dove trovate tutte le indicazioni per partecipare a questa grande famiglia che è il Val d'Agragas. Grazie ad Antonella Moreale, presidente del CIF di Favara. Allora, io direi di dare un'anima ai silenzi, cioè proprio un'anima vera e propria, di dare proprio il meglio che possiamo dare, certo non con la pazzia, ma semplicemente facendoci sentire. Grazie al dottor Calogero. Io vorrei chiudere con un invito, come diceva il professore Diana in questo seminario di Sadi giorno 7, donna impara a guardarti, a vederti, a osservarti. E una cosa la vorrei raccomandare alle ragazze, dai 13 anni in su imparate a fare un'autopalpazione. È importantissimo una volta al mese guardarsi, toccarsi e scoprire qualcosa se c'è, immediatamente dal medico, dal ginecologo, immediatamente dal medico. Non ne parlate in giro, non ha importanza, tanto non vi sapranno dire granché. E il vostro medico di fiducia che deve indirizzarvi in un percorso, magari sarà una banalità, un banalissimo nodulo stupido, e se non lo è, ecco perché. Grazie allo scrittore grafico Basilio Borgo. Devo fare un appello verso la Lega di Serie C affinché faccia ritornare l'Agragas a giocare ad Agrigento almeno nelle ore 14, 14:30, poi se devono decidere di giocare di sera andiamo sempre a Siracusa, ma il fatto di far giocarci alle 14:30 a Siracusa non ha senso. D'altronde se l'Agragas farà diciamo, l'impianto o chi per lui, il comune, non è questione di ore, secondo me, non ci sono i tempi tecnici, a meno che se continua così penso che ci finirà come l'87, quando poi siamo falliti e ci siamo fatti la fusione col Favara. Grazie ad Antonella Gallo Carrabba e Telefono Aiuto. Sì, io mi rivolgo a chi fino ad oggi non ha avuto il coraggio di chiamare e quindi dico di chiamare già da domani allo 0922 22 922 e trovare il coraggio finalmente di parlare, perché uscire dal silenzio si può, come... Il nostro incontro termina qui, vi ricordo quello che è l'indirizzo di posta elettronica specifico di Target, target.tva@gmail.com. Grazie ai nostri gentili ospiti della loro presenza e partecipazione e grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.